Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale. Oggi l'onorevole Roberto Di Mauro, eletto nella lista popolare autonomisti all'Ars. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie onorevole. Grazie a voi. Faremo un'analisi di ciò che è stato il voto dello scorso 5 novembre, ma vedremo anche in prospettiva come si potranno risolvere le tante problematiche diciamo, che ci sono qui alla regione siciliana. Onorevole, allora, un voto che si è caratterizzato intanto con una fortissima astensione. Questo è il dato, diciamo, che è emerso, quindi come mai la gente è disaffezionata? Ormai credo che sia un'astensione questa consolidata, non siamo andati sotto la percentuale della volta scorsa e certamente il rifiuto della gente di andare a votare coincide con quelle che sono le conseguenze di un governo Crocetta che è stato assente, ha lasciato inevase tante risorse che da diversi anni giacciono nelle casse della regione, con la mancata risposta al tema della sanità, con la mancata risposta al tema dell'acqua, dei rifiuti, per non dire poi ciò che è successo nella formazione professionale. Tutto ciò ha determinato una reazione della gente che ha trascinato, oltre il giudizio negativo su Crocetta e sul PD, anche, diciamoci francamente, su tutte le forze politiche che erano presenti in Parlamento. Cioè, l'idea che le mozioni di sfiducia non siano state approvate dal Parlamento ha determinato nella gente il convincimento che non si è fatto il massimo che si poteva fare. La gente ha chiesto ripetutamente di mandare a casa Crocetta, non ci siamo riusciti e questo ha costretto le forze moderate a pagare il prezzo. Le forze politiche come il Movimento 5 Stelle, che ha caratterizzato la sua azione da populismo e da una aggressione nei confronti dei soggetti che comunque di centrodestra o di centrosinistra erano presenti in assemblea, ha determinato un consenso a favore loro e un decremento elettorale nei confronti delle altre forze politiche, soprattutto di quei parlamentari che erano presenti in assemblea. Vi aspettavate questo testa a testa con 5 Stelle vinto per pochissimi voti? Ma guardi, prima della campagna elettorale certamente no, tutti pensavamo che Musumeci fosse l'antidoto giusto per le sue note caratteristiche, cioè di persona per bene, di persona qualitativamente apprezzabile, politicamente in grado di contrastare questo voto populista, però pensavamo che fosse un'affermazione tutto ciò abbastanza distinta e netta rispetto al consenso nei confronti di Micra e nei confronti di Cancellieri. Peraltro noi conosciamo Cancellieri, che è stato parlamentare nella scorsa legislatura, ritenevamo che la presenza di Musumeci potesse essere l'antidoto giusto. In realtà il risultato c'è stato, però abbiamo patito qualche ora perché certamente l'avanzata dei grillini è stata un'avanzata che ha più che raddoppiato il consenso della volta scorsa. Credo che sia stato questo l'ultimo avvertimento che l'elettorato ci ha mandato per dire: mettetevi a lavorare, chi ci ha dato la fiducia, fate in modo che i famosi 440 milioni per l'acqua vengano spesi, che i soldi dei fondi del PSR vengano spesi, che la sanità si sblocchi e che gente che è specializzata e precaria da 10 anni possa finalmente avere un'occupazione definitiva, cioè una busta paga. Stiamo parlando di professionalità di un certo livello, dall'infermiere professionale al medico, stiamo parlando di avere una risposta per la formazione professionale. A tal proposito dico che la Corte dei Conti ha fatto sì 2 rilievi abbastanza superabili in ordine a quello che è l'avviso 8, credo che quindi nel giro di un mese finalmente queste persone potranno lavorare, una rimodulazione di quella che è l'applicazione dei corsi OIF, che come sanno gli elettori sono corsi per l'attestazione di qualifica che invece dura 3 anni, secondo quello che è stata l'esperienza del governo passato, i 3 anni durano 6 anni, e non è una cosa questa. Quindi diciamo questa può essere una buona notizia per i lavoratori della formazione professionale. Per i lavoratori dell'avviso 8, diciamo che i rilievi della Corte dei Conti sono rilievi superabilissimi che hanno messo fine, o meglio ancora hanno messo a tacere anche la pronuncia del TAR in ordine ai ricorsi che sono stati presentati,
per cui adesso è un rapporto diretto a Corte dei Conti, assessorato regionale alla formazione professionale. Proprio martedì scorso il direttore generale, il dottor Gianni Silvia, mi ha assicurato che finalmente possiamo dire di avere superato tutte le difficoltà di natura giuridica che potevano essere riscontrate da un organismo come il TAR, e tutto ciò ci fa stare tranquilli, per cui nel giro di un mese credo che questi corsi finalmente potrebbe potranno essere il neoassessore alla formazione. Ma il neoassessore alla formazione sarà sicuramente il professore Lagalla, quindi assessore alla pubblica istruzione, assessore alla formazione, quindi una persona competente. Credo che sul piano qualitativo nessuno abbia nulla da ridire, una persona che vuole spendersi in un settore diverso per il quale lui si è già speso in passato, e cioè la sanità, e prestare la sua opera, la sua diligenza, la sua capacità professionale, cercando di inventare una stagione dopo il disastro di questi 5 anni positiva, e che possa mettere i lavoratori in condizione di avere certezza della propria busta paga e i lavoratori acquisire una professionalità adeguata. Onorevole, dall'altro lato abbiamo visto il forte calo del candidato Micari, facendo un'analisi anche nel voto del centro-sinistra. Abbiamo visto anche la scomparsa di una forza di cui si attendeva molto, che è quella del ministro Alfano. Diciamo che la questione di Micari è ascrivibile a un mancato feeling tra il Partito Democratico e i suoi collaboratori e Orlando. La scelta di Renzi di affidare la questione siciliana a Orlando si è rivelata, come è stato negli ultimi 40 anni sempre, una scelta infelice. Orlando è un grande personaggio che ha in questi ultimi 40 anni, e mi piace ripeterlo, certamente ha avuto grandi successi a Palermo. È un uomo che nasce a Palermo e muore a Palermo. Nel resto della Sicilia il Partito Democratico non ha mai riconosciuto in lui un valore aggiunto. L'aver affidato la scelta politica del nome, delle alleanze, del posizionamento politico in Sicilia ha scatenato una sorta di reazione da parte della base, e anche alla fine l'alleanza tra Orlando e il presidente Crocetta, che per 5 anni si erano messi l'un contro l'altro, litigando aspramente in privato e pubblicamente, ovviamente non solo ha determinato che la lista di sostegno a Micari di fatto fosse inesistente, quindi un grande flop, e poi il venir meno nel Partito Democratico di una coesione, di una voglia di vincere che era stata invece determinante la volta scorsa. Per carità, non hanno avuto grandi risultati, su per giù, un punto più, un punto meno, però la divisione centrodestra aveva consentito a Crocetta di diventare presidente, e con grande enfasi l'annuncio della famosa rivoluzione, che non è stato tale, ha portato a un flop di una persona che tutti conoscono come il rettore Micari, una persona per bene, una persona qualitativamente in grado certamente di fare il rettore, ma fuori da ogni sistema di appartenenza allo stesso Partito Democratico. È un'esperienza che voleva fare, che era quella di Presidente della Regione, che a mio parere lo ha visto sprovvisto degli necessari attributi per poter portare in porto il risultato. Relativamente al ministro Alfano, il nostro concittadino credo che abbia pagato il prezzo delle scelte che ha dovuto fare per via della sua presenza e il suo ruolo istituzionale di ministro dell'Interno in ordine a tutto il sistema dell'immigrazione, che volendo o nolente è stato caricato a lui, in quanto Ministro dell'Interno. Tutto ciò ha determinato nel nostro territorio siciliano il convincimento che sia stata quasi una scelta politica di Alfano. Alfano ha dovuto fare questa scelta obbligata che ha dovuto fare l'Italia, perché prima di tutto veniva il soccorso da dare a questa gente, che poi hanno dovuto
posso dire, essere collocati nel nostro territorio in una prima fase per poi magari una seconda fase. Non è che oggi le questioni siano migliorate, sono sempre pesanti, però questo ha determinato in una porzione vasta del territorio una sorta di rabbia nei confronti del ministro Alfano, il quale, dolente di quello che è un ruolo istituzionale di ministro, ha dovuto recitare, perché obbligato da tante condizioni, innanzitutto dal valore umanitario che la sua missione prevedeva e che doveva rispettare. Mi si dirà, dice, ma la gente è disoccupata e si danno 30 euro a queste persone, lo comprendo benissimo, ma cosa c'entra diciamo, il ministro di Est? È stato l'Italia, la sua posizione geografica, che ha obbligato, in ordine agli sbarchi che ci sono stati a Lampedusa e anche ora nell'ultimo periodo nella fascia meridionale della Sicilia, una attenzione rispetto al problema da parte di chi? Da parte dell'organo competente, che era il Ministro dell'Interno, e quindi una aggressione nei suoi confronti che è un'aggressione su tutto il territorio nazionale, con la speculazione politica di soggetti come la Lega e come tanti altri, la destra soprattutto, che su questo ha voluto rimarcare la responsabilità. Non credo che con Minnizio le cose siano cambiate, vedremo in futuro se questa invece fuga dai paesi del Nord Africa potrà essere ridimensionata attraverso appositi accordi che contengono anche opportunità per questa gente di restare lì, perché il problema è che questi scappano spesso, oltre per mancanza di lavoro, anche per guerre civili terribili che ci sono in questi paesi, e per cui la Sicilia è, o meglio ancora Lampedusa, la costa della Sicilia, è l'unico approdo possibile per la loro continuità di vita. Il centro-sinistra ha anche pagato la spaccatura con diciamo i italiani, con Fava, la presenza di Fava. È dilaniato da una sorta di battaglie, di storie interne, di liti che hanno tra di loro, e lì devo dire che siamo stati bravi a costruire questa alleanza di centrodestra, di centro, di destra, degli autonomisti, dei popolari autonomisti, che ha messo su un cartello politico elettorale che ci ha consentito di raggiungere un risultato significativo. Questo era il nostro auspicio, cioè l'unità a base di un confronto politico serrato, quale ci aspettavamo e così è stato. Non avevamo previsto soltanto una diciamo, forza elettorale del Movimento 5 Stelle a questo livello, però prevedevamo che potesse esserci un voto di protesta, un voto di contrasto rispetto al nostro candidato, però per fortuna siamo riusciti a porre un rimedio. Ecco, dall'altro lato invece c'è stato il centrodestra unito, come diceva lei, che è riuscito però a superare in tutte le liste lo sbarramento del 5%, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'unità paga o che, la Sicilia ha una matrice sempre di centrodestra? Tante cose, la matrice culturalmente moderata che guarda al centrodestra con interesse, vuol dire che è stato scelto un buon candidato, vuol dire che l'organizzazione messa in campo, perché l'organizzazione fa parte della politica che è stata prodotta, è stata un'organizzazione importante, significativa, che c'è un radicamento nel territorio, perché se noi facciamo caso a quella che è stata l'alleanza di sinistra, su 4 liste, 2 liste non hanno raggiunto il 5%. Tutto ciò vuol dire che in realtà questi sul territorio in Sicilia non ci sono. La candidatura di Micari non era data di per sé candidatura vincente, la spinta a cambiare della gente ha fatto il resto, e sin dalle prime battute, per chi vive nel mondo moderato, si è accorto che l'orientamento era contro il Partito Democratico, contro il suo candidato, e quindi a favore della proposta alternativa. Poi c'è un'altra parte dell'elettorato che è quella che guarda alla protesta, alla rottura del sistema, che è anche un fenomeno da attenzionare e da capire, perché quindi con il lavoro soltanto e con le attività soltanto si potrà porre il rimedio, e cioè il lavoro per le persone, evidentemente per placare questa ira delle persone che è ovviamente motivata. Qui non è
un tema se le persone vogliono guadagnare X al mese e si lamentano perché ne guadagnano un po' meno. Il problema è che manca quasi tutto l'entrata perché la gente non solo le persone, ma anche le imprese che si trovano in una difficoltà situazione di precarietà, perché manca il lavoro, insomma, mancano i bandi, per cui tutto questo fa sì che ma questo era un argomento che doveva utilizzare il governo a suo favore se avesse prodotto attività. Non avendo prodotto attività, la gente si è scatenata contro. C'è chi ha protestato col voto a 5 Stelle, c'è chi ha favorito il centrodestra. Questa è in sintesi la lettura che noi diamo. Poi ci sono anche voti disgiunti, per carità, però è un sistema, quello del PD, che è andato in tilt alla prima esperienza di governo dopo 60 anni. Infatti. C'è da dire che la vostra lista, insomma, ha avuto un buon risultato, con il 7% e 5 deputati. Vi aspettavate questa conferma? Noi siamo praticamente la seconda forza politica della coalizione. Ad Agrigento abbiamo avuto il miglior risultato, questo l'avevo detto nei miei incontri dicendo prima sarà certamente il Movimento 5 Stelle, a mio parere, poi ci saremmo subito noi e saremmo la prima forza di tutte le altre forze moderate, compreso il Partito Democratico. Abbiamo avuto un grande risultato, siamo una forza politica che ha avuto ad Agrigento il 12,95 rispetto ad altre province che hanno avuto il 6, il 7, il 5, per capirci. Noi abbiamo dato una spinta notevole a raggiungere questo 7%, questo ci dà la forza per continuare. Molti che ritenevano che non fossimo capaci di raggiungere un risultato così significativo, abbiamo invece dimostrato che ancora una volta ci siamo sul territorio, siamo capaci di esprimere un valore aggiunto e credo che noi siamo stati determinati. Noi abbiamo fatto una scelta politica, senza di noi il centrodestra avrebbe perso. Tra l'altro c'è da dire che il vostro è un progetto politico, diciamo, popolare, autonomisti, con Romano, anche la Galla. Noi abbiamo messo assieme... È un progetto politico che avrà un futuro, noi abbiamo messo assieme alcune esperienze, la nostra di autonomisti, la nostra, quella di Cantiere Popolare, e l'idea è quella adesso di formare un partito. Domani, dopo l'insediamento del Presidente Musumeci, andremo a Enna, dove incontreremo tutti e 62 candidati, proprio per dire loro che la nostra esperienza non è stata elettorale, ma un'esperienza politica, perché da lì dovremmo tirare fuori il via a una organizzazione di partito, di una struttura in tutta la provincia, e in più dovremmo anche cominciare a pensare alle scelte a proposito delle prossime elezioni politiche. Non c'è dubbio che il nostro punto di riferimento allo Stato è il centrodestra, e quindi un'alleanza organica con il centrodestra, e su questo ci muoveremo. Decideremo assieme agli altri poi sul proporzionale cosa fare e come muoversi, perché come lei sa c'è lo sbarramento nel proporzionale al 3% che non è regionale e nazionale, e quindi dobbiamo cercare di unire le nostre forze insieme ad altre che sono sganciate dai partiti nazionali, per vedere se è possibile immaginare un percorso di questo tipo. Quindi diciamo ci sarà una vostra partecipazione alle nazionali? Alle nazionali politiche, sì. Ci sarà prima la strutturazione del partito, circola voce insistente che il Presidente Mattarella il 28 o il 22 dicembre sciolga le Camere, quindi significa questo che si vada a votare febbraio, prima di marzo. Quindi 28 dicembre? 28 dicembre, sì, va per andare a votare a febbraio o marzo, quindi l'organizzazione del partito la facciamo partire subito, prima ancora che si forma il governo. Cominceremo con le realtà locali, cercando, già noi abbiamo avuto riunione ad Agrigento, abbiamo avuto riunione a Favara, abbiamo avuto riunione per quanto riguarda Ribera, abbiamo avuto riunione anche per quanto riguarda Aragona, più tardi stasera, oggi è 17, è un incontro a Caricattì per incontrare amministratori comunali e mettere in campo
un'azione politica che, forte della presenza nostra nel governo, servirà a dire ai cittadini che noi in questo contesto di governo abbiamo uno spazio politico accanto a Musumeci apprezzabile, considerevole, meglio ancora, e in ragione di ciò siamo perché la popolazione agrigentina possa essere, ecco, attenzionata, ricevendo le sollecitazioni degli amministratori comunali, dei sindaci, di tutto ciò che riguarda il sistema che è collegato con la regione siciliana. Però è un riguardo ambizioso raggiungere il 3% nazionalmente. È un programma ambizioso perché pensate certamente noi fare non siamo in grado da solo di arrivarci, noi contiamo di allearci, se possibile, anche con altre forze politiche, pensando per ottenere col voto siciliano l'1% nazionale. Poi ci sono anche altri collegamenti politici con altri leader di altre regioni che non sono schierati apertamente né con Forza Italia né con la Lega né con la Meloni, e con i quali stiamo discutendo per vedere dare vita a questo soggetto politico. Ecco, questa vostra presenza come sarà capitalizzata? Anche in funzione della prossima compagine assessoriale, cariche istituzionali? Intanto c'è un assessore che si chiama Cordaro, poi sarà nominato un altro assessore che è il presidente dell'ordine dei farmacisti di Caltanissetta, la dottoressa Ippolito, che è stata ospite al congresso perché la signora è originaria della nostra provincia, è nata qui, ha vissuto qui per tanti anni a Cattolica Eraclea, e papà è stato un militante della Democrazia Cristiana, è stato segretario politico della DC per circa 40 anni a Cattolica, e la signora ha titolare di una farmacia a Milena. È la nostra candidata a fare l'assessore, lo farà certamente. Poi c'è il nostro rapporto politico anche con il professore Lagalla, è stato candidato non solo ad Agrigento, ma è stato candidato anche a Trapani, ma lui ha puntato decisamente su Palermo, dove è stato eletto. Lagalla lo conosciamo tutti, è stato anche qui presidente del concorso universitario con ottimi risultati, è persona qualitativa, come le dicevo avrà la delega alla formazione professionale e alla pubblica istruzione, ed è certamente un'opportunità di cui la Regione dovrà avvalersi e si potrà avvalere con competenze. Quindi voi avreste 3 assessorati allora? Sì. Che si parlava di 2 perché la Galla... Ma la Galla è una persona che abbiamo fatto, è fuori quota, nel senso che noi l'abbiamo fatto, abbiamo convinto un po' tutte le forze politiche a farlo ritirare, però la Galla è una persona che insomma è stata in lista con noi, ha dato il suo contributo anche ad Agrigento, a Trapani, ripeto, lo ha dato anche e a Palermo è stato eletto deputato. Questo per dire che anche chi si impegna nel mondo accademico, se lo fa con impegno, lo fa con competenza, con professionalità e con dedizione verso gli altri, credo che i risultati poi alla fine arrivano. E così è stato. Si parla di una sua elezione a vicepresidente della Camera, dell'Assemblea? Ma guardi, non c'è una richiesta specifica. Credo che il vicario sia una persona, il vicepresidente vicario, una persona che si parla di Miccichè presidente, dovrebbe essere. Certamente, Forza Italia, presidenza di Miccichè, credo che su questo dovremmo sforzarci tutti di trovare un accordo, e poi c'è il vicepresidente vicario che è con il quale insomma presiede l'Assemblea, insieme a Miccichè governa l'agenda politica, è un percorso politico che dobbiamo cercare di attenzionare e che ha anche un ruolo importante perché è stato tanti anni deputato, insomma, poi ci sarà un'altra vicepresidenza che va alle opposizioni. Alle opposizioni, per regolamento. Chi potrebbe essere? Il PD oppure 5 Stelle? Ma guardi, lì bisogna capire cosa succede. Intanto si vota in aula. C'è un ordine delle cose che sono i numeri dei parlamentari. La sinistra in totale ne ha credo 11 più Fava 12, i grillini sono 19 più 1 20, vedremo. Si parla di un aiuto del PD verso l'elezione di Miccichè. Guardi, le posso dire, almeno così leggevo oggi sul giornale. Sì, vabbè, posso dire che allo Stato non c'è stato nessun incontro
né ci sono stati incontri per il governo. Le posso soltanto dire che c'è stato un confronto tra Miccichè e La Galla, questo sì, a proposito della sua presenza nel governo in termini qualitativi. Questo lo posso dare per un dato certo. Il resto non c'è stato né riunione per il Consiglio di Presidenza. Le notizie della stampa sono notizie, insomma, si dice che si colgono. Sì, però per esempio questa di Miccichè è una notizia che, essendo Forza Italia il primo partito, è una notizia. Senti, per ciò che riguarda invece gli altri assessorati, anche l'UDC ha avuto un buon risultato. Un buon risultato, certo, e certamente avrà la sua presenza nel governo. Due assessori, un assessore diventerà Bellissima. Un altro l'avrà, credo, 5 Forza Italia, credo, da quello. Non glielo so, guardi, non c'è stato nessun incontro, quindi non glielo so dire, i numeri poi... Tenga conto che il Presidente dell'Assemblea ha un suo peso specifico, quindi bisogna trovare... Allora, questo è soddisfatto della sua affermazione, perché lei per la prima volta è arrivato secondo. Sì, sa... Come mai? Perché lei è abituato che arrivava sempre prima. No, ma ho organizzato la lista, ho messo persone in lista che devono votare per me, quindi... c'era, come posso dire, il paracadute del listino che poteva servire a me o all'altro candidato importante che era Pullara, è servito a me, benché ci sia stato questa opportunità che è stata data da tutto il partito, da Romano, da Lombardo, da tutti i soggetti che sono candidati. È stata una scelta politica precisa, perché la diminuzione dei seggi da 7 a 6 ad Agrigento imponeva di fare una lista forte, e fare una lista forte significava diminuire il consenso verso di me per cercare di fare aumentare la lista, e credo che ci siamo riusciti alla grande, perché abbiamo superato di gran lunga Forza Italia, abbiamo superato l'UDC, abbiamo superato tutti i partiti, anche il Partito Democratico. Onorevole, questa campagna elettorale, il dopo campagna elettorale, anche prima è stata caratterizzata da questa polemica sul voto delle liste pulite, intervenuta la Bindi, abbiamo visto che già subito dopo l'elezione si sono verificati due casi. Sì, insomma, anche 3. Guardi, il problema dei cosiddetti impresentabili è un problema che abbiamo visto, insomma, tocca tutte le liste, perché spesso ci sono anche attività della magistratura di cui non è a conoscenza nemmeno l'interessato. Poi siamo all'inizio di una fase di indagini, bisogna vedere poi cosa verrà fuori. Su questa vicenda io posso dirle che noi con cura abbiamo cercato di fare ad Agrigento una lista che fosse esente originariamente al momento della presentazione della lista da responsabilità che abbiano agli occhi miei o di mia conoscenza fossero note. Forse è una lista, insomma, che ha puntato su persone sulla cui qualità morale io mi sento di garantire, almeno noi l'abbiamo messa in lista. Poi la campagna elettorale è stata dura, è stata difficile, è stata complicata, ognuno si cerca il consenso personalmente. Noi non avevamo un'organizzazione di partito, noi avevamo un'organizzazione di natura personale. Io mi sono svuotato di consenso per far crescere la lista, per ottenere il seggio, gli altri si sono mossi secondo un consenso personale, per cui c'è stata la ricerca spasmodica del consenso singolarmente, uno per uno. Mi auguro che tutto questo, almeno da parte nostra, abbia consentito di continuare, come credo, un rapporto sereno con l'elettorato. In Sicilia, nelle altre liste, fino ad oggi, per fortuna, non abbiamo problemi di nessun tipo, siamo come si dice, con cautela ottimisti, speriamo che le mie considerazioni restino valide. Ora bisogna, chiaramente Musumeci, insomma, avrà dei compiti importanti, no? Cominciamo con i rifiuti, che a fine mese dovrà firmare l'ordinanza del 191, cominciamo con la sanità che dovrà dare il via sul serio alle assunzioni, tenendo conto che nel 2018 dovrà diminuire una serie di unità complesse
che sono funzionali alla riduzione ulteriore di posti di lavoro. Quindi la materia non è così semplice come appare. Si è parlato e straparlato di assunzioni, ma più che assunzioni trattasi in verità della stabilizzazione di chi Parliamo dei precari. in questi anni è precario. Al di là dei precari credo che non ci sia spazio per altre opportunità. È importante però la stabilizzazione di queste persone, perché ciò vuol dire liberare tanti posti che ci sono al nord, perché in questo momento queste persone sono occupate al nord, comandate in Sicilia e tengono occupato ai fini del tempo indeterminato sia questo che quel posto. Quindi una volta che scelgono ovviamente la Sicilia per il posto a tempo indeterminato, lasciano il posto libero al nord perché affinché qualcuno possa, sarà meridionale, sarà settentrionale, però è un sistema che si mette in movimento. Sì. Leggevo che il piano è stato bocciato dalla Commissione dell'Unione Europea e che sono a rischio le risorse del FESR, piano rifiuti, leggevo che è stato bocciato. Ma guardi, noi questa materia del piano rifiuti è una materia insomma, che io conosco poco. Le posso dire che nel luglio 2012 noi abbiamo lasciato al Presidente della Regione Futuro, parlo del 2012 a Crocetta, un piano di rifiuti approvato dal governo nazionale. Dopo è stato anche redatto, mi diceva, quando l'ingegnere almeno il direttore faceva le funzioni nel settore rifiuti d'acqua, di aver avuto anche il via VAS da parte dell'autorità nazionale. Quindi io credo che oggi, quando assumerà le sue responsabilità e avrà il buonsenso di mettere a questo assessorato una persona adeguata, mi riferisco ovviamente, a mio parere, di un politico, perché tecnici ne abbiamo sperimentati di tutti i tipi, da prefetti, da magistrati, eccetera, però la macchina non si è messa in movimento, perché non si sono spese le risorse, perché i progetti non sono stati cantierabili, perché eccetera, eccetera, tutta una serie di cose. Io credo che mettere in movimento questo assessorato occorre un politico, una persona per bene, una persona qualitativamente in grado di impegnarsi a fondo in un settore molto delicato, in cui occorre competenza, occorre correttezza e occorre anche, perché c'è in questo assessorato anche la delega all'energia, assoluta trasparenza in tutto il sistema. Quest'anno, nella scorsa legislatura, avete approvato lo spoil system. Ci sarà, abbiamo approvato una legge che stabilisce... Musumeci farà lo spoil system, in particolare per tutte queste nomine che l'ex presidente noi dopo le elezioni, perché al di là degli argomenti che si dicono prima della campagna elettorale, dopo le elezioni ci siamo sentiti più volte col presidente Musumeci tecnicamente. Domani ci incontreremo perché c'è un giorno di, come posso dire, di incontro in cui lui assume le consegne, quindi ci sarà pure Crocetta, che vedremo quale show domani si inventerà. Non credo che sia il passaggio delle consegne. Non credo che sia la giornata, diciamo, in cui si potranno assumere queste decisioni. Sentirà i partiti, se ascolterà quello che gli viene detto sul piano della professionalità di queste persone, perché se c'è una persona che anche di sinistra è valido, non è Musumeci la persona che dispone una revoca di un incarico perché è un uomo di sinistra. Musumeci credo, pochi lo conoscono, che interessi la competenza e fare andare avanti la macchina della ragione. Non mi meraviglierei se dietro la porta di Musumeci di trovare collaboratori che hanno una notoriamente posizione politica di sinistra. Non è uno che bada ai colori politici. Non è uno che fa vendette, insomma. Ma più che vendette non è uno che bada ai colori politici a proposito di quella che è, come posso dire, la scelta della competenza di un soggetto. Ho capito. Senta, si parla addirittura di un trasloco della Monterosso come segretaria. Sì, questo Musumeci lo ha detto.
trasloco non lo so, lui parla di revoca di ruolo No, di segretario. leggevo io che dovrebbe andare alla presidenza con Miccichè. Ma Miccichè ha possibilità di scegliere alcuni collaboratori e può darsi che vorrà avvalersi di lei, ma non certo come segretario generale né capo di gabinetto, che sono ruoli che spettano ai dirigenti dell'Assemblea. Ci sarà qualche altro incarico, ovviamente di natura fiduciaria, come dirigente che potrà avere, non è certo il ruolo di segretario generale. Ma queste sono cose che attengono ai collaboratori che è il Presidente dell'Assemblea. Del Presidente. Sì, sì. Vabbè, comunque si dovrà riformare anche questa macchina, no? C'è un assetto. C'è un riassetto dei vertici della Presidenza, Esatto, per cui esatto. Chiaramente... Senta, si parla tanto di questa operazione verità sui conti della Regione. Ma guardi, Abbiamo il neo-assessore Armao. vedremo quali sono. Come sono i conti della Regione secondo lei, onorevole? Ma guardi, io penso che in fondo, un po' costretti dal decreto legislativo 118, insomma, si è dovuto fare una pulizia, questo non c'è dubbio che si è dovuto fare. I famosi miliardi, 15 miliardi di euro di residui attivi sono stati molto ridotti, lo imponeva la legge, quindi non è che ci sia stata una volontà politica da parte del Presidente della Regione o del suo governo, è stata un'imposizione romana. C'è stata poi una trattativa con Roma a proposito di tanti trasferimenti, di tante compensazioni. Vedremo adesso qual è lo stato dell'arte reale, perché a parere di Baccei molte cose erano state risolte, poi la finanziaria è stata bocciata, di fatto, no, più che la finanziaria, l'altra delibera legislativa che abbiamo fatto e che era il cosiddetto collegato. Devo dire peraltro che la Corte dei Conti ha fatto una serie di rilievi che sono stati poi alla fine bypassati, perché il giudizio, poi il ricorso che ha fatto il dottor Di Zingales è stato bocciato. Comunque il problema, qualche problema ci sarà, dovremmo vedere di che cosa si tratta in fondo. Senta, Musumeci, ho visto che tra le tante dichiarazioni la prima che ha fatto ha detto semplificazione della burocrazia, dice tra le prime cose dovrò incontrare i tecnici, i dirigenti, perché ci dobbiamo dovrà incontrarsi capire, con il direttore per capire innanzitutto lui stesso lo stato dell'arte. Che uno dei cancri, insomma, delle cose negative della regione è proprio la burocrazia. No? Ma io credo che questo, più che un fatto che appartenga al governo, è un fatto culturale che appartiene a imprimere la velocità alle procedure amministrative, che già sono di per sé soggette a legge, famosi 30 giorni, deve dare la risposta, eccetera, eccetera, appartiene anche a un fatto culturale che è poi costante nei comuni, nella regione, in tutti gli uffici regionali. Un cambio di marcia che mi auguro possa essere impresso da parte del Presidente Musumeci. Lui certamente dovrà incontrare il Direttore Generale per rendersi conto dello stato dell'arte dei vari settori, dei vari dipartimenti, della spesa, della legislazione vigente, delle cose, perché Musumeci non è mai stato al governo, è stato, come lei saprà, all'opposizione, quindi riuscire a rendersi conto nel primo mese di praticantato, chiamavano così, in attesa di fare il governo, è molto importante. Lui domani si insiede, a lunedì credo che si metterà al lavoro seriamente per avere il polso della situazione. Da lì poi, quando si insederà il governo, comincerà ad assumere i disegni di legge, le iniziative. Senta, il rapporto con Roma quale sarà? Diceva Musumeci, non andremo col cappello in mano perché ci sono questa è una frase, questa è una frase tipica, delle risorse che insomma Crocetta ha rinunciato ad alcune risorse, il contenzioso. Sì, Crocetta ha commesso degli errori politici, però la verità è che poi Crocetta ha firmato documenti, quindi ai ricorsi si è fatta alla Corte Costituzionale un valore di circa 5 miliardi, si è rinunciato, c'è poco da fare. Bisognerà fare la trattativa seria con lo Stato per cercare di capire quali sono le funzioni che aspettano la Regione e le relative risorse
e praticamente sedersi attorno a un tavolo e fare una trattativa, come è stata fatta per la Sardegna, come è stata fatta per Valdostro. Qui in Sicilia Crocetta partiva da solo, si incontrava, tornava con qualche rinuncia che faceva, pur di avere qualche spazio di patto di stabilità e, a mio parere, sotto questo profilo non è stato un buon presidente. Di Crocetta voglio dire che a mio parere è una persona onesta, ma non è stato in grado di comprendere adeguatamente che era seduto lì in una poltrona. La famosa rivoluzione di Crocetta. Ma niente, la rivoluzione non c'è stata, questo lo abbiamo compreso tutti, ma anche l'ordinaria amministrazione in fondo non c'è stata. E il rapporto con Roma lo ha vissuto in maniera subalterna, perché in fondo si è caricato di tutto ciò che la Regione ha imposto alla Sicilia senza che lui fosse in grado di confrontarsi con i tecnici dello Stato, perché si presentava da solo a questi incontri, a mani nude, come lui è solito fare, parlando a ruota libera, ma senza rendersi conto che invece lì bisognava andare con una serie di argomentazioni concrete, senza le carte e senza un'idea precisa delle cose da fare. Ora, uno dei punti sicuramente importanti è quello della viabilità. Mi riferisco alla viabilità stradale in Sicilia, che è pessima, in particolare anche quella di Agrigento. Vediamo questa strada Agrigento-Palermo. C'è una spesa programmata, su questo c'è una spesa programmata mi farete sentire? Per circa 130 milioni di strade provinciali da parte del governo regionale, con impegno di spesa sul patto per la Sicilia. In provincia di Agrigento tutti i progetti che la provincia regionale ha inviato sono stati tutti finanziati. L'ultimo è stato recuperato un finanziamento di 5 milioni e mezzo sulla Seculiana Raffadali. Credo che occorrono molte altre risorse, certamente la regione non li ha. Se il governo nazionale dovesse affrontare un ulteriore patto per il Sud, credo che sarà l'occasione per inserire altre iniziative di infrastrutturali. Tra l'altro mi viene in mente, come diceva lei, il 28 dicembre si scioglieranno le Camere, per cui il rapporto sarà con un governo, diciamo, dimissionario, per cui questa è una fase, io considero fino a marzo, bisogna vedere il nuovo governo che gli italiani eleggeranno. Esatto, io considero fino a marzo una fase che servirà a Musumeci e al suo governo di prendere cognizione di ciò che è in realtà la regione e predisporre tutti gli atti e tutte le cose necessarie per un confronto serrato con il prossimo governo nazionale, perché solo così si potrà avere un tavolo che poi è un tavolo previsto anche statutariamente, la famosa commissione, che è quella della contrattazione continua, non c'è stata, perché Crocetta si è arbitrato da solo, si è determinato da solo, non ha sentito nemmeno il Parlamento, si è presentato al cospetto dei tavoli romani da solo, senza una squadra di tecnici che lo sostenesse, senza conti alla mano, ma cercando di veramente col cappello in mano di avere qualche opportunità per chiudere il bilancio e poi il divenire. Un uomo che in fondo si è mostrato inadeguato rispetto a una regione che... Musumeci ha anche parlato di riconsiderare anche il rapporto dei fondi europei, quindi andare a Bruxelles, vedere un po'... Questo si può pensare, purché non blocchiamo ulteriormente la spesa, cioè purché non dobbiamo aspettare una nuova interlocuzione con Bruxelles, altri 6 mesi, 8 mesi. Io dico che su quello in cui c'è un profondo accordo di andare avanti, correre e fare bandi. Se poi c'è una parte, il 10%, il 20%, cioè la parte che dovrebbe entrare in funzione dal 2019 in poi, la vuoi rimodulare, va bene, la puoi anche rimodulare, ma quello che è già che non si è utilizzato nel 2014, 2015, 2016, che non si è, anzi 2015, 2016,
non si è utilizzato, è opportuno farlo di corsa, sollecitare bandi, sollecitare la conclusione, cominciare a spendere, altrimenti non saremo in grado nemmeno di certificare la spesa. Sulle province che futuro... Ma una delle cose certe di cui io sono convinto, a seguito anche della posizione assunta dal presidente Musumeci durante il dibattito che è durato 5 anni senza poi nessuna conclusione, questo dimostra l'incapacità politica di Crocetta. Musumeci ha assunto sempre una posizione chiara di dire che le province meritano di restare. Poi se elezioni di primo grado, elezioni a suffragio universale, se elezioni di secondo grado, questo lo vedremo, però per lui l'idea dell'ente provincia, come io anche penso, è l'idea di un ente sovraordinato rispetto ai comuni che faccia un'attività di programmazione. Tra l'altro lui è stato presidente della provincia di Catania. Sì, quindi... però voglio dire, si può anche rimodulare il concetto di provincia per via del fatto che lo Stato ormai ha eliminato l'idea della provincia e quindi ha tolto una uscita di spesa. Quindi se questa provincia deve esistere in Sicilia, lasciamo perdere se si chiama libero consorzio, deve essere consapevole che è la regione che fa fronte a questa spesa. Da ciò cosa nasce? Nasce che bisogna dare alla provincia regionale o al libero consorzio un profilo adeguato e quindi una spesa adeguata. Cioè l'idea che ci sia quella struttura di prima è un po' complicata mantenerla, però per fortuna credo che parecchia gente di questa struttura andrà in pensione nel giro di 6-7 anni, quindi si tratta di dare un mission a quello che può essere il libero consorzio e credo che l'idea di un ente programmatorio, di un ente che metta assieme una serie di iniziative al fine di dare continuità territoriale ai comuni nel territorio sia una cosa importante. Anche perché ci vogliono i fondi, no? Dico questo, lo Stato ha eliminato hanno problemi di pagamento degli stipendi. Ma il disegno di Renzi era semplice: eliminiamo il Senato, eliminiamo le province, dopodiché avrebbe accorpato i comuni a 3-3, a 4-4, cioè ridurre le centrali di spesa, ridurre anche spazi di democrazia, diciamolo francamente, e accentare tutto a Roma. Il prossimo governo nazionale continuerà su questa scia. Io credo che non tornerà indietro, per il semplice fatto che in fondo se riduce l'uscita in ordine agli enti locali trova maggiore ristoro per le scelte politiche centraliste. Un altro tema è quello delle forestali. Sgarbi addirittura andrà a fare questa è una pensione. L'assessore ha detto che li vuole utilizzare noi pensiamo per il bene culturale. Se noi pensiamo ai miliardi di euro che si spendono per la cassa integrazione e nessuno parla perché sono tutti soldi che vanno a nord e che sono soldi che sono funzionali ovviamente a tenere buona la pace sociale, e qui in Sicilia per 280 milioni c'è tutto questo gran canne, perché costoro, mi riferisco ovviamente ai soliti romani, mi riferisco a Vespa alla sua trasmissione, mi riferisco a Giletti, mi riferisco a tutti questi personaggi, possono semmai fare una verifica sullo stato di lavoro che fanno questi. Io credo che questi, da quando abbiamo cominciato a utilizzarli per il dissesto, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, credo che abbiamo fatto un'opera importante, cioè far sì che costoro, da un lato l'antincendio, dall'altro praticamente l'impegno in quello che è il settore del dissesto, credo che sia un'opera importante. Non fare questo vuol dire creare ulteriore danno o quantomeno opere di consolidamento di svariate milioni. In fondo, nei tempi passati, quando le risorse erano poche, ovviamente le opere di natura idraulica venivano fatte alla vecchia maniera attraverso la piantumazione di alberi, attraverso alcune reggimentazioni di ruscelli, in maniera quasi artigianale. È un aiuto che si dà in attesa ovviamente interventi di natura infrastrutturale più consone allo stato del dissesto.
Credo che questi siano soldi spesi bene, che poi si chiamano forestali e non si chiamano lavoratori del settore manutenzione delle infrastrutture, conta poco. Io penso che i miliardi che si spendono ogni anno per la cassa integrazione sono di gran lunga superiori ai 280 milioni che si spendono in Sicilia, però i miliardi sono per coprire le malefatte di tanti industriali che sono al nord, questi che sono praticamente risorse destinate ai forestali e quindi a coloro i quali lavorano in Sicilia sono un pugno in un occhio ai tanti luoghi comuni che noi troviamo nella stampa. Onorevole, turismo, beni culturali, agricoltura, enogastronomia, sono tanti punti importanti per, diciamo, per creare nuove economie. No? La Sicilia non è in un questo senso farete qualcosa? Che ha una vocazione industriale. Tentare un forzature di vocazione industriale non è un ritorno che la Sicilia, la Sicilia ha una vocazione, anche se vuole, mi consente di dirlo, anche come settice cinematografico. Perché dico questo? Dico questo perché, come lei fa accenno, ci sono tante di quelle cose nel nostro territorio che danno luogo praticamente alla necessità di una valorizzazione. Quindi quando lei parla di turismo, parla di beni culturali, parla anche di attività che potrebbero essere interessate se fossero qui in Sicilia delle maestranze adeguate o quantomeno una politica in grado di creare delle maestranze che portano da un lato alla valorizzazione del nostro ambiente e quindi beni culturali, territorio, turismo, nessun abusivismo perché l'abusivismo danneggia il territorio e conseguentemente far sì che sia meta anche di turisti o meta di gente che viene qui per lavorare. Quando dico il mondo del cinema non dico una cosa oltrone, basta dire anche le riprese di Montalbano. Allora, vorrei parlare anche un attimo di Agrigento, di questa marcia che il Cardinale ha organizzato a 3 giorni dal voto elettorale, che poi coincideva con un evento, diciamo, una data religiosa. Però all'infuori di questo, dico, farete qualcosa per questi soldi per la cattedrale, questi famosi 30 milioni che non si sa dove sono, c'è questo conflitto di competenze fra protezione civile e territorio ambiente. Io resto stupito perché quando è venuto qui Renzi c'è stata una casa di Gerard de Castre, una giunta volante convocata d'urgenza per trovare le risorse per la cattedrale. C'è in atto una gara, credo, di 1,5 milioni di euro per consolidamento, cose di questo tipo. Resto sbigottito perché obiettivamente questa era una priorità di tutti, non solo del governo, di tutti i parlamentari, e l'idea è che possa succedere lì un evento sinistro con le persone che sono a valle in via 25 aprile, significa andare a finire su tutti i giornali internazionali. Mi auguro che Musumeci, che conosce bene il dossier, che io gli ho fatto avere quando è venuto ad Agrigento, perché anche lui si era occupato dell'argomento con un'interrogazione. Credo che sarà una delle primissime cose che vorrà fare, perché vorrà dare un segnale alla comunità agrigentina che lì c'è la cattedrale e lì dovrà restare. Gli studi sono stati fatti finalmente, adesso si accontezza di quello che necessita. E credo che l'unica cosa che resta è da fare l'intervento, che inspiegabilmente da 7 anni è ancora bloccato. Io ricordo che quando sono stato assessore nel 2010 ho indicato nella programmazione una spesa di 20 milioni. Poi non so, mi sono dimesso, non so. Sì, lei fu assessore al territorio e ambiente, quindi. Sì. Ora, un'ultima domanda, ecco, mi riferisco alla viabilità della nostra provincia. Farete qualcosa? Perché ancora, diciamo, Agrigento, a parte, dico, l'autostrada per Catania, c'è un per progetto 7, che dico, però le altre strade siamo. Con l'allora presidente D'Orsi noi abbiamo fatto uno studio di fattibilità sulla Agrigento-Palermo. Giorno 22
avrò un appuntamento all'ANAS con una serie di maestranze che insistono sulla 189 proprio per avere contezza dei tempi tecnici di questo iter burocratico, perché è inspiegabile che per andare a Palermo occorrono 3 ore. Queste maestranze purtroppo stanno avendo un calo, erano pronte a bloccare la strada, ho chiesto loro di pazientare e c'è un appuntamento all'ANAS direttamente per concordare un incontro che è già stato fissato per il giorno 22 al fine di definire con certezza le date, una sorta di ruolino di marcia, per cui sapere se entro 6 mesi... Parliamo del tratto Lercara-Palermo. Invece poi sul tratto Lercara-Agrigento, che mi ricordo che ci fu un progetto che una volta presentò Dorsi, di un congiungimento con l'autostrada, se non ricordo male. Dorsi presidente, abbiamo immaginato allora, cosa che poi Dorsi ha fatto, noi come partito politico, di un ammodernamento dell'Agrigento-Cammarata. Questo progetto di massima è stato realizzato, approvato ed è stato mandato all'ANAS. Mi risulta che l'ANAS adesso sta provvedendo a fare l'esecutivo per indire una gara che è l'ammodernamento. Cosa vuol dire l'ammodernamento? Questa strada è stata pensata negli anni 60, realizzata negli anni 70, quando a Palermo, per andare a Palermo, la velocità era intorno ai 60, 70, 100 all'ora. Quindi questa strada è programmata in quel senso. Non solo, ma ci sono una serie di incursioni in questa strada, sì, senza alcun criterio, che sono pericolosissime, una serie di curve pericolose, e l'ammodernamento è l'unica soluzione che si poteva trovare a questa scuola di tecnologia, perché non ci sono i presupposti tecnici per una strada a 4 corsie come è stata quella Agrigento-Cartellina. Quindi l'ammodernamento realizzerà un percorso unitario fino a Cammarata, eliminando una serie di ingressi, non voglio dire abusivi per carità, ma comunque ci sono lì, sono state realizzate negli anni e a nulla valgono i segnali che bloccano. Certo. Qui bisogna trovare un sistema per consentire alle persone di andare con una velocità ragionevole di 100-120 a Palermo senza che si rischi la vita per i numerosi incidenti stradali che ci sono stati. Ultima domanda, il sogno Castelvetrano gela? La 115, ma guardi, questa è un'opera importante, ma dipende dall'ANAS, la regione, certo, non... Voi non potete... No, ma non è che non possiamo, questa è una strada, guardi, se l'Agrigento-Caltanissetta, che al di là della galleria che ha costituito una variante di 180 milioni, è costata 1 miliardo e 200, la Castelvetrano c'è la continuità, il pezzo autostradale che secondo me ormai in Sicilia difficilmente si potranno fare pezzi di strada come è stata l'Agrigento-Caltanissetta, costerebbe secondo me anche 2 miliardi di euro, 2 miliardi e mezzo, quindi non è un investimento questo che la regione siciliana può fare, perché toglierebbe a tante piccole attività la possibilità di poter crescere. Ora, per carità, l'infrastruttura è necessaria, ma questo dovrebbe rientrare, o quantomeno noi, classe politica regionale e nazionale, dovremmo avere la forza politica per, non dico imporre, ma perché l'ANAS possa fare un percorso, diciamo, adeguato. Almeno un ammodernamento. Ma un ammodernamento con Lombardo, quando era presidente, avevamo previsto all'altezza siculiana una sorta di strada che penetrava all'interno e usciva a Palma, perché per consentire alla viabilità interna di restare interessata soltanto a Agrigento-Porto Empedocle, certo, Real Monte, per i cittadini, ma uno che deve andare per esempio a Palma o a Gela non va il percorso, perché un'ambulanza resta bloccata, certo, e anche perché sulla dorsale credo che ci sia una serie di vincoli di natura ambientale per cui la carreggiata non può essere raddoppiata all'interno, ed era una sorta di varco che si apriva partendo da Siculiana e usciva a Palma, ed è già nel nostro piano della mobilità già trattato, cioè già inserito, tratteggiato,
e ha un valore importante perché significa chi deve andare a Porto Empedocle o ad Agrigento prende la strada interna, chi deve fare un percorso più importante e deve andare a Gela, a Trapani, eccetera, non può passare dalla via cittadina, certo, che certo, in buona sostanza quella di fronte alla cementeria oppure i vari ristoranti. In pieno centro urbano. Esatto, davanti all'hotel del Pionino, ormai è una strada urbana a tutti gli effetti. Bene, noi ringraziamo l'onorevole Roberto Di Mauro grazie a voi per averci concesso questo spazio per un'intervista. Volevamo fare il punto un po' di ciò che è stato il commento elettorale, ma anche le prospettive di ciò che sarà il nuovo percorso politico che lui, insieme a chi ha vinto le elezioni, al presidente Musumeci, intenderà intraprendere. Gli facciamo i migliori auguri per questa nomina vicepresidente. Speriamo questo quando sarà. Quando sarà. Noi glieli facciamo ugualmente, sicuramente lei troverà il giusto spazio all'interno dell'ARS con la sua esperienza. Grazie anche ai nostri telespettatori. Ricordo sempre che il programma lo potete vedere sul canale 92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, lo caricheremo sui nostri social YouTube e Facebook e Twitter. E grazie ancora e buon fine settimana.